lo abbiamo sfruttato troppo, questa è la realtà. Bisogna cominciare a capire che questo ci dà da mangiare e quindi bisogna rispettarlo un po' di più. Il mare Adriatico piange e i pescatori lo sanno fin troppo bene. Sanno che l'attività spesso senza regola ha trasformato una ricchezza in un deserto. La crisi cronica di un settore che sta mettendo in ginocchio centinaia di famiglie. Nasce anche da questo grido d'allarme la necessità di trovare una nuova via di guadagno per salvare le entrate di chi ha dedicato tutta la vita al mare, alle reti, al pesce. Il Veneto ha dato il via, norma alla mano, alla nuova strada del littioturismo. Noi cerchiamo di intervenire nella gravità della crisi della pesca, dando anche opportunità diverse dalla pesca stessa, appunto attraverso il littiturismo, sfruttando l'enogastronomia, i prodotti tipici del territorio e in qualche modo farli conoscere e anche cucinare per i turisti. Pescatori come Sandro, che a Carola è chiamato a guidare i turisti per far conoscere loro un mondo che si sta perdendo. Importante far capire e divulgare la pesca, perché una delle attività principali della pescaturismo è divulgare e far conoscere a tutti come si svolge l'attività di pesca. Un tour nella laguna, dalla pesca fino al piatto in tavola, attraverso la ricchezza della fauna, per seguire passo dopo passo una tradizione che rischia di morire. Si salva anche così una categoria che chiede aiuto. Dando sfogo alla voglia dei turisti di andare in mezzo alla laguna a pescare e attraverso, accompagnati dalle persone, i pescatori appunto, che hanno un'esperienza e la conoscenza della laguna come pochissimi altri.